parte da una storia vera, quindi Giulio esiste realmente? Questo Giulio? Ma non so. Ok, magari glielo chiederemo a Giulio dopo se sì. Cioè esiste un Giulio, c'è un Giulio vero che adesso fa l'architetto in Svizzera, e poi c'è un Giulio intrappolato in queste immagini per sempre che custodisco io, che è una parte di lui che non esiste più, forse, non lo so, o forse esiste, chissà. Che questo Giulio è Filippo Sossai e poi Scotti. Scusami, Filippo Scotti, che insieme a Pierpaolo Capovilla è uno dei protagonisti di questo film, insieme a Sergio Romano, e volevo chiederti come li hai scelti questi personaggi, soprattutto Pierpaolo Capovilla, che è la prima volta che interpreti un ruolo così al cinema, perché hai avuto una piccola parte all'interno di un altro film, ma non così preponderante, insomma. Come mai li hai scelti questi caratteri? Ma io e il mio cosceneggiatore Adriano Candiago, Dazzano Decimo tra l'altro, quindi una star locale. Un applauso! Cioè, la nostra regola è scrivere senza pensare attori, perché sennò scrivi quello che sai già che sanno fare, diventa un po' una roba strana, e cerchiamo delle voci più che altro mentre scriviamo, e poi quando finiamo di scrivere succede questa cosa bellissima di dire vabbè, dobbiamo cercare delle persone, e per me funziona come l'innamoramento proprio, cioè vedo delle persone, mi innamoro e dico va bene, sei tu. Nel caso di Pierpaolo lo conoscevo già perché sono un grande fan della sua carriera artistica, musicale, e quindi ho avuto l'ardire di mandargli la sceneggiatura. Perché la cosa che mi piace di Pierpaolo, vabbè, adesso la dico ai miei amici, ma però è questa cosa, l'atteggiamento suo che ho visto sempre sul palco, lo faccio io così non dovete farlo voi, un po', che è un po' un atteggiamento che mi piace, che volevo avere anch'io con questo film, cioè lo faccio io così dopo, cioè questa immagine ve la regalo, e su questo terreno ci siamo trovati, sull'etica diciamo del perché facciamo i nostri rispettivi lavori ci siamo trovati molto bene, ecco. Poi dopo lui può raccontare meglio tutto il lavoro che abbiamo fatto, ecco. Grazie. Appunto, passo subito la palla a te, quindi forse penso che tutti sanno chi è Pierpaolo Capovilla, ma se qualcuno lo sapesse in sala, è il cantante del Teatro degli Orrori, One Dimensional Man anche, quindi gli volevo chiedere un po' com'è stato rivestire questo ruolo di attore, come si è trovato nei panni di Doriano in questa esperienza cinematografica. È stato di una naturalezza assoluta. L'avete visto il personaggio, no? Guardatemi in faccia. È stato molto facile, sì. Io ringrazio Francesca, sto scherzando, Francesca, sì. Beh, giusto scherzarci sopra. Beh. Anche no. Per me è stato molto facile perché per me l'alcol è un compagno di vita da sempre, ok? Sono veneto, bevo da quando sono ragazzino, ogni tanto mi metto in detox. Ti fa sempre bene. Mi fa un bene che è meraviglioso, però in realtà a noi popolo veneto ci piace scivolare al bar, no? Per chiacchierare, per interloquire, per disquisire sul nulla con la nostra gente, perché siamo stanchi, perché siamo delusi, perché siamo rammaricati, abbiamo creduto allo sviluppo economico, non abbiamo mai voluto credere al progresso sociale. La balena bianca del Veneto, e secondo me questo film la sa ritrarre, questa balena bianca nella contemporaneità. Ormai la democrazia cristiana non esiste più, c'è la Lega. Secondo me questo film sa ritrarre in maniera autentica e puntuale, io direi, il clima culturale, l'orizzonte culturale che c'è nel popolo dei lavoratori e delle lavoratrici in Veneto. La piccola e media impresa ormai è un sogno, no, piccolo e bello si diceva una volta.
piccolo non è più bello, anzi fa pure un po' schifetto. No, cioè nel senso che tutto è andato a catafascio, tutto è andato alle ortiche, alla fine i personaggi del film, Doriano e Carlo Bianchi, non Giulio che è un giovane promettente studente di architettura napoletano che vuole farsi una carriera, una vita, vuole conoscere il mondo, non vede l'ora di interpretarlo il mondo, mentre Doriano e Carlo Bianchi sono due persi, hanno perso la loro compagna, se ne sono tornati a casa da mamma e papà, hanno perso il loro lavoro, non sono neanche riusciti a rubare come si deve, perché il bottino poi alla fine il buon Pennacchi non lo trova. Ci hanno costruito un appartamento sopra, ecco. No, e piano piano si scivola, e dove si scivola? Si scivola al bar, si scivola alle solite bevute tutto il santo giorno per poter passare la vita, per poterla sopportare la vita, ma non è un bere disperazionale, no? Cioè è un bere posturale, cioè è una cosa che ti viene da fare ogni giorno, e lo sappiamo bene, noi veneti funziona proprio così, cioè né più né meno, e non soltanto il Veneto, in Friuli ci sono dei posticini a Ferrara che ve li raccomando, nel ferrarese, meravigliosi, ma ti viene da amarla sta gente, perché sono persone che lavorano, è gente laboriosa, è gente che non fa del male a nessuno, vuole soltanto vivere, vuole soltanto arrivare a fine serata, a risvegliarsi il giorno dopo senza troppi pensieri in testa e ritornare a passare un'altra giornata insieme agli altri, insieme ai propri amici, c'è questa bella amicizia, no? Fra Carlo Bianchi e Doriano, i due si vogliono bene, non sanno neanche loro bene perché, ma non importa, si vogliono bene. Questo film, per come la vedo io, è un ritratto fedele, autentico di che cosa è diventato il Veneto oggi, ed è una carezza ai nostri rammarichi, ecco. Una domanda che volevo fare a entrambi, proprio anche su quello che ha appena detto Pierpaolo. La sensazione che ho avuto nel vedere il film è anche certo divertimento, c'è la commedia e tutto, però una sensazione quasi latente era che ci fosse quasi un destino, che tutto si dovesse perdere da un momento all'altro, che tutto fosse destinato a scomparire. Mi è piaciuta molto l'immagine dell'affresco, no? Per un capriccio si è tolta la pianura. Per un capriccio forse non ci sono più le lumache della Mary, forse per un capriccio non ci saranno più Doriano e Carlo Bianchi al bar. Ecco, mi chiedevo se questa sorta di pericolo imminente era una cosa che volevi fare trasparire, se sta succedendo o se è già successo, come magari il turista tedesco un po' lascia intravedere che abbiamo rovinato tutto. Ma secondo me il film è intriso di questo cioè in bilico tra questa nostalgia, diciamo, per un passato che già non c'è più, e tra la possibilità di inventare un futuro. E secondo me adesso siamo un po' pericolosamente in bilico tra questo, perché sembra che il passato non ci sia più, ma che il nuovo non stia arrivando in nessun modo, e mi piaceva ritrarre questo momento, insomma, anche specchiato nella vita di un giovane studente, insomma, cioè tutti ci siamo sentiti in quella fase in cui finiva magari la parte degli studi e poi c'era l'inizio del resto della vita, e trovarsi in questa impasse, non so, me lo ricordo come un periodo proprio preciso della mia vita, una sensazione precisa, e mi sembrava che anche come luogo, come regione, come terra fossimo un po' in questa fase qui, no? Era finita una specie di grande giovinezza di espansione economica, e un po' eravamo lì, cioè siamo lì che diciamo, e da qui dove andiamo, no? Certo, parlavo l'altro giorno con Romolo Bugaro, che è un grande scrittore padovano,
e lui mi diceva, cioè lui faceva un discorso sugli shock del sistema, no? Su quando il sistema a un certo punto non ce la fa più e riceve un grande scossone. E lui mi ha fatto un esempio che mi ha terrorizzato da un certo punto di vista, perché mi ha detto immagina una signora in una merceria che sta dietro il bancone 7 ore al giorno, aspettando i clienti che entrano. Qualche cliente vende un bottone, un altro una canottiera, poi fa una pausa, mi guarda e fa: non sembra già un sogno sta roba, cioè come se fosse già finito quello. E mi ha colpito perché secondo me c'entra un sacco col film qua, cioè anche i vecchi personaggi del mio paese non so dove sono finiti, cioè sai che una volta ognuno aveva un po' una caratteristica, no, di quelli che incontravi, e c'è adesso questa omologazione data da questo grande mostro che c'è qua nel film, che però non viene nominato, un po' tipo nella Cosa di Carpenter, c'è sto mostro fuori che non si vede, che è la globalizzazione, cioè c'è poco da fare, quella roba là, c'è il fatto che siano tutti uguali. E invece Scarpa, tipo qua nel caso della tomba Brion, Scarpa là aveva cercato un sincretismo tra le differenze, che era una roba magari più interessante da fare, cioè c'è Venezia ma c'è il Giappone e non questa tabula rasa che è stata creata. Quindi sì, c'è un po' tutto questo dentro, almeno per come mi sento. Volevo chiedere anche a Pierpaolo un suo parere. Mi sono perso, scusami. Scusa. Tranquillo. Di cosa stavamo parlando? No, volevo chiederti se vedendo il film, no, rimane un po' questa, come dicevamo prima, che un po' qualcosa sta scomparendo, sta arrivando un mostro forse più grande di noi, quindi non so, mi viene da chiederti, ci saranno ancora dei Doriano e Carlo Bianchi, questi saranno gli irriducibili, oppure sono delle figure che ricorderemo e che magari chi arriverà dopo di noi non vedrà più? Una domanda meravigliosa. Bella? Sì. Secondo me Carlo Bianchi e Doriano ci saranno sempre, perché almeno qui. Almeno qui. Perché credo sia inevitabile il sentimento che abbiamo di scoramento, di illusione nei confronti dei tempi che stiamo vivendo, i tempi contemporanei, è grandissima. Abbiamo fallito ogni nostro obiettivo. Io ricordo, io sono classe 1968. E ricordo che quando ero fanciullo, in quel di Santa Cristina di Quinto di Treviso, c'erano le famiglie che facevano a gara a comprarsi la macchina per tessere per Benetton, ok? Se la tenevano in garage, piccola e bella, no? Lì incomincia proprio in nuce, come dire, i suoi prodromi, il suo epifenomeno, e incomincia la piccola e media impresa veneta, tutti che vogliono arricchirsi. I soldi, perché con i soldi puoi dare un futuro a te stesso e alla tua famiglia, ai tuoi figli, mai pensare al progresso collettivo, perché il progresso collettivo svanisce proprio nella testa, è svanito nella testa della gente veneta. Ora ne paghiamo tutte le possibili conseguenze. Quindi c'è tanto rammarico in questo momento storico nella gente veneta. Questo film la racconta questa cosa qui, la fa in maniera dolce, gentile, e senza giudicare niente e nessuno, ok? E secondo me questo è proprio il modo migliore, Francesco, no? Il modo migliore di raccontare la gente veneta, perché giudicare è inutile. Siamo gente che lavora, che si dà da fare, che cerca di dare un futuro ai propri figli, però nel frattempo è successo qualcosa di terribile, cioè cosa che il film non necessariamente racconta. È successa tanta diffidenza nei confronti del mondo esterno, no? Questa presunzione, no, di essere principi di un'Italia che in realtà non c'è, non esiste una Padania, perché dovrebbe esistere una Padania. Pensate, la Padania è il luogo in assoluto più inquinato dell'Unione Europea. Cioè è il luogo più insalubre dove vivere. Noi viviamo in luoghi insalubri, abbiamo le
le falde acquifere praticamente tutte compromesse, tutte, dagli allevamenti degli animali, dai PFAS, tutto quello che volete. C'è tutta una società economica che se ne è approfittata in Veneto e che non ha avuto scrupoli nel prevaricare tutto e tutti. Questa cosa non si dice in maniera chiara nel film, ma la si può intuire, ecco, la si può intuire in questo scivolare nella dimenticanza, nell'oblio di questi due che appunto non sanno più dove andare a sbattere la testa, su quale muro, e scivolano al bar, appunto, scivolano a bersi tutto quello che possono perché hanno voglia di sorridere, hanno voglia di un po' di dolcezza nella vita, hanno voglia di parlare fra di loro, di dire stupidaggini, perché dire stupidaggini poi alla fine, no, dire cazzate, non mi ricordo qual era l'amico mio che mi diceva le cazzate, forse Slavoj Žižek che non è un amico mio, è uno che ho letto. Dire cazzate, cioè, è il sale della vita, cioè, voglio dire. No, quindi di viversi la vita dimenticando la lotta di classe. Dove sta la lotta di classe in Veneto? Dove è mai stata la lotta di classe? E i comunisti, santo cielo, Dio ci scambi dai comunisti. È andata così, però adesso c'è tanto rammarico nella società veneta perché la terra è diventata territorio, perché quella villa scomparirà, ci deve passare sopra un'autostrada. Sono stato a Vicenza qualche giorno fa per una riunione del partito e mi hanno fatto vedere come stanno sventrando, perché stanno sventrando un pezzo di Vicenza per farci passare la TAV. A che cosa serve la TAV? 20 minuti di anticipo per far arrivare le merci in Francia. E sventriamo Vicenza, andiamo avanti così. Secondo me, Francesco, il cinema serve anche a questo, no? A ricordarci chi eravamo, e se ci ricordiamo chi eravamo ci possiamo riuscire anche a ricordarci chi siamo e chi vorremmo continuare ad essere. La nostra terra non è un territorio, è la nostra terra e ci vorremmo vivere tutti insieme, ecco. Sul ricordarci chi eravamo, una curiosità che forse non tutti sanno. Questo film è girato in pellicola? Sì, certo. Come mai? Questa perché scelta? Si chiama film, quindi si fa sul film. Ok, basta, non ho altre domande. No, in realtà perché quando si guarda un film in pellicola il pubblico ha una reazione fisica e la reazione fisica è che sai che qualcuno ti sta raccontando una storia e non devi distinguerlo da altre immagini digitali dalle quali siamo bombardati in continuazione, quindi non devi distinguerlo da un telegiornale, non devi distinguerlo da le immagini tipo sui social network, ma sai che è un film e quindi ti metti in un atteggiamento proprio fisico diverso, secondo me, come pubblico. Ti fa dire ok, mi stanno raccontando una storia, come al bar quando uno ti dice sai cosa mi è successo, che ci credi istintivamente un po' perché sai che arriva da quel modo di raccontare le storie e quindi per me è imprescindibile dal fatto stesso di fare un film. Non si sarebbe fatto altrimenti, insomma. No. Quello era il tuo unico modo per portare sì. Raccontare una storia come Le città di pianura. Sì, cioè come scegli un attore, cioè non puoi farlo con un altro attore. Cioè, l'esempio, insomma. Certo. Ecco. Io di solito, ecco, non ho neanche detto, ho già una mano alzata, non so se ho qualcuno in sala che mi aiuta. Bravi che non ci avete costretto a quel momento terrificante dove lei dice ci sono domande del pubblico, e poi ma ho già tutti in silenzio e noi stiamo così. Guarda che c'è, grazie Riccardo. Seguici anche tu in tour allora. No, voi fate questa cosa che io non riesco mai a fare, mi sento sempre un incapace. Ma posso farla per le domande? Falla. Sembra più certo, io mi metterò vecchio talk così, show. ecco così.
Allora, grazie. Allora, il film mi è piaciuto molto. Grazie. Ma mi lascia un'amarezza dentro tremenda, perché quel film è vero. Io arrivo da Treviso, quindi Veneto, e a Treviso ci sono arrivato da Pordenone, quindi diciamo che il nord-est è ben rappresentato. Hai fatto bene a citare Romolo Bugaro. Questo film può stare bene insieme a Effetto Domino, The Italian Banker e anche Welcome Venice, quindi Alessandro Rossetto, Andrea Segre, perché rappresentano una realtà di questa terra che deve farci pensare, riflettere e tornare sui nostri passi, secondo me. Quello che ha detto Pierpaolo Capovilla è verissimo. Il Veneto è un popolo che lavora, che ai tempi della balena bianca pensava al futuro dei propri figli, ma a un certo punto si è perso qualcosa, perché adesso io futuro lo vedo fosco, ecco. Quindi perdonatemi, non vuole essere una domanda vera e propria, era più una riflessione, ma che serviva a... Una considerazione? Sì, una considerazione che serviva a ringraziarvi per il lavoro che avete fatto. Grazie. Grazie. Intanto ti ringraziamo noi. È il futuro. Il futuro. Qualche anno fa è uscito un libro, si intitola Di Marco Deramo, figlio di Lucio Deramo, è un grande sociologo. Ve lo posso? Sì, certo. Prendo la tangente, la tangenziale. Marco Deramo, si intitola Dominio, credo sia uscito nel 2017 o 2019, quindi è un libro di qualche tempo fa. I nostri ragazzi a Genova nel 2001, okay? E non c'erano soltanto i nostri ragazzi, c'erano tutte le generazioni, perché ci stavano pure i vecchietti di Pax Christi, no? Della Caritas, c'erano i Black Bloc tedeschi cattivi, americani anche, no? C'erano le tute bianche, c'erano i comunisti, gli anarchici, i cattolici, c'erano tutti quanti a dire che un mondo migliore, un mondo diverso è possibile. Questo accadeva 25 anni fa. Marco Deramo si chiede nel suo libro, bene, 25 anni fa un giovane ventenne aveva di fronte a sé un futuro possibile, poteva immaginarlo, poteva desiderarlo, bramarlo, un futuro diverso, un mondo migliore. Ora, se tu vai a chiedere a un nostro giovane che futuro vede davanti a sé, non so neanche se riesce a risponderti, ma se riesce a risponderti ti risponde, perché lo vede, è là, a due passi, e si chiama catastrofe. Noi abbiamo vissuto in questi ultimi 3 decenni, dico io, non è che è la mia opinione personale, in una parentesi delle nostre coscienze. Ci siamo goduti la vita, non si sa neanche perché, che vita è, no? Senza pensare al futuro dei nostri figli, che non ce l'hanno più, perché non ce l'hanno più i nostri ragazzi. Io ormai ho 60 anni, fra 20 anni speriamo di più, non lo so, comunque non ci sarò più, ma i nostri figli sì, ci saranno. E che mondo avranno? Fra mutamento climatico, guerre in corso, l'abisso morale che stiamo vivendo in questi giorni. Durante tutto il film, abbiamo girato tutto il film che c'era la guerra in Palestina, chiamiamola guerra, c'era la strage in Palestina, no? E ci sentivamo tutti inquieti, addolorati, non riuscivamo a capire, poi piano piano sempre peggio, fino ad arrivare all'oggi in cui l'abisso è assolutamente, finalmente chiaro di fronte ai nostri occhi. Ora, non per voler insistere sul nostro film, ma credo che il nostro film, il tuo film, Francesco? No, nostro film, ok.
qualcosina di questo fallimento morale, politico, culturale, intellettuale del nostro paese c'è dentro questo film, ok? Cioè con gentilezza, senza giudizio, ma c'è. Tant'è vero che piace questo film, io sono così compiaciuto che piaccia questo film, perché uno lo guarda e dice cazzo, siamo proprio fatti così. E dopo c'è una ragazza in alto a cui avevo già passato il microfono, scusate. Ciao, io volevo chiedere, la mia più una domanda geografica di curiosità. Volevo sapere dov'è Cornia e se c'è un motivo particolare dietro la scelta di questo luogo tra tanti, insomma, di montagna che ci sono in Veneto. Non esiste, però ha un nome, diciamo, io vengo da un paese che si chiama Sedico. È il nome di una zona, diciamo, a nord di Sedico, e la cosa interessante è che c'è un vecchio murales che raffigura Cornia, e la spiegazione che il comune dà a questo murales, cioè vedi un sacco di gente lavorare e dice Cornia è forse il predecessore mitico di Sedico, e Cornia era un regno dove il lavoro era piacevole, e questo c'è scritto sulla roba del comune, e ho pensato che fosse bello ambientare lì questo film. Sì, cioè mi piaceva il fatto che, parlando di leggende metropolitane e facendo un film così preciso a livello topografico, diciamo, ci fosse comunque un'apertura a una specie di fantastico, di inesistente o di parallelo, diciamo, alla realtà, perché sennò rimane tutto un po' fermo, secondo me. Quindi mi piaceva aprire, cioè che il centro di questa vicenda fosse un luogo che non esiste, o che esiste però esiste in una sua variante, diciamo. Grazie. Ci sono le passo il mio microfono così. Buonasera. Non so se vi ricordate lo scrittore Vitaliano Trevisan. Sì, ce lo ricordiamo molto bene. Ho letto un libro che si chiama Works. L'abbiamo letto, e sì. mi ha lasciato dentro lo stesso angoscia del vostro film. Quello che mi ricordo era i capannoni, il traffico, il non vivere, il cambio di lavoro, quello che non sai, quello che pensi di non vedere domani cosa succederà, lo squallore dei paesi. Non so se vi avete fatto riferimento un po' a questo tipo di... Sì, tantissimo, anzi per me proprio il mio più sfrenato desiderio, diciamo, era riuscire a fare un film che si innestasse più in quella tradizione letteraria che in una tradizione cinematografica. E, appunto sì, il lavoro di Vitaliano Trevisan per me, cioè Works secondo me è il più grande libro italiano del XXI secolo, però e volevo fare un film che si ispirasse, che entrasse anche in quella tradizione, appunto Trevisan, Bugaro o anche Francesco Maino, insomma, che è un altro che sta analizzando, diciamo, l'oggi qui. Ecco, nel frattempo, ecco. Scusate che questo è guarda chi c'è, grande. Bello. Filippo Scotti. Ben arrivato. No, innanzitutto grazie, perché abbiamo saputo di un viaggio transcontinentale tra un po'. Sì, infatti diciamo proprio questo, che è volato, sono state le ore di viaggio molto piacevoli. Se non ci fosse stato Gabriele probabilmente non lo so, però insomma sì, eccoci qua, quindi bella tra l'altro questa sala, no? Si è visto bene il film, sì. Dai, fa piacere. È piaciuto anche, quindi. No, che infatti vederlo bene non significa... Esatto. Ovviamente che sia piaciuto, quindi, insomma, allora noi eravamo giusto, esatto. Effettivamente torno sul treno. no. Grazie mille, ciao, alla prossima. Fondamentale, grazie.
No, noi eravamo già arrivati alle... Aspetta, scusate. No, è stato molto bello vedere l'abbraccio che vi siete dati. Non ci vediamo da un po'. Ah, ok. Avevamo un desiderio di rivederci. Difatti la domanda che volevo fare a te, Giulio, in realtà è... noi adesso eravamo alla fine, forse era la prima domanda che volevo farti, quindi dobbiamo tornare un po' indietro nella storia. Però il tuo personaggio è forse il più dolce, no? del film, perché tu vieni quasi rapito da questi due matti balordi in una notte in cui tu non vuoi festeggiare, sono loro che ti dicono non c'è mai una seconda volta. E tu in questo viaggio, in questo road movie, come si dice, come dicono quelli bravi, ti trasformi, cresci, cambi e ti lasci trasportare da Carlo Bianchi e da Doriano, che sembrano due folli ma che in realtà ti aiutano forse a scegliere e a prendere una decisione nella tua vita. Sì, sicuramente c'è questo scambio. La cosa interessante è che probabilmente anche una bella metafora che magari molto spesso ci troviamo in una situazione dove dovremmo cambiare, lo sappiamo, però non abbiamo la capacità di farlo, e penso che rispetto anche un po' al contesto vissuto da Giulio, cioè quello di un alieno in un'altra regione che sta lì semplicemente per studiare all'università e fare la sua vita comunque, insomma, un po' da pendolare, quindi magari anche un po' statica, ha bisogno di un qualcosa o di qualcuno in questo caso per cambiare direzione. In questo caso questo qualcuno, questi due gli danno questa possibilità. All'inizio non ci crediamo, anzi lui non ci crede, però forse ci crede, insomma. La cosa bella secondo me è proprio questa umanità che racconta il film, cioè questa capacità di dire io stanotte seguo due sconosciuti che d'altronde sono anche diametralmente opposti alla mia, per così dire, al mio stile di vita, al mio modo di pensare, anche se non lo so ancora perché non li conosco, quindi lui è preparato, diciamo, sulla carta e si dà la possibilità di insomma di vedere un'altra prospettiva. E quindi questa cosa è molto interessante. E poi è uno scambio, appunto, come dicevo, è uno scambio, perché non credo che lui sia, ecco, tu l'hai definito dolce, sicuramente una persona buona, ma io credo che lo siano anche Carlo Bianchi e Doriano, e quindi è un po' un ritrovarsi, e dico ritrovarsi anche per loro, perché in qualche modo, no, diventa questo sostituto del terzo per qualche ora. E quindi sì, no, è stata d'altronde è venuta la stessa cosa nella realtà. Secondo me tu Giulio, no, naturalmente non figlio, secondo me Giulio, il personaggio, si è lasciato intrappolare da questi due che non sono matti, sono due balordi, quando per balordo non si intende niente di particolarmente negativa, no, sono due persi, due sfigati che non hanno più un cazzo di voglia di pensare a niente, andiamo a bere, basta, vaffanculo. Intrappolano il giovane studente di architettura che vuole conoscere il mondo, che è intellettualmente volitivo, che vuole, e se sei intellettualmente volitivo sei guardingo, sei attento, lo vuoi cambiare il mondo. Doriano invece Carlo Bianchi non gliene frega più niente, no? Quindi sono quasi dico io Giulio dico io, quasi due Italie che si confrontano insieme. Napoli, ragazzi, è frizzante, cioè, a Napoli succede di tutto e di più. Che cosa succede in Veneto? Ditemelo voi. Succede qualcosa? No, è la noia, no? Ci siamo abituati a questa stasi, no? Una stasi che ci sembra la cosa più naturale del mondo, guai a interromperla, questa staticità delle nostre vite. Napoli, tempo fa avevo ascoltato De Magistris, ex sindaco di Napoli e Venezia, parlare di beni comuni. Parlo di qualche anno fa, e ci disse questa cosa qua che ricordo con grande piacere.
venite a trovarci a Napoli, altro che Xanax. Napoli è un antidepressivo naturale. Mentre noi siamo depressi, no? Noi siamo depressi. Quante benzodiazepine ci facciamo? Quanti antidepressivi? Ok? Quanto alcol beviamo per combattere l'ansia che ci aggredisce appena ci svegliamo al mattino? Okay. Buonasera, grazie. Buonasera. Intanto dire che mi è piaciuto è poco, sono già alla seconda visione. Ma dai, grande. E poi non l'ho visto neanche io 2 volte. Ma non no, lo so scherzo. neanche. No, scherzo. No, ma è vero che non so neanche spiegare ad altri perché. Ci ho provato e poi alla fine ho detto senti vattelo a vedere perché non lo so, e poi rivedendolo oggi ho pensato che in certi momenti dicevo i tempi della lettura, e io non conosco i libri che avete citato, però adesso ho capito, è veramente un po' come leggere una realtà, uno stato che poi è il mio, ci vivo qui, lo conosco, mi riconosco, però poi riflettevo anche un'altra cosa, che ho capito che tra l'altro il film piace molto, piace anche all'estero, allora forse non è il raccontare una cosa diciamo della nostra terra, è un qualcosa, questo stato d'animo, questo essersi persi, che evidentemente arriva, secondo me, lo può vedere e apprezzare in questo modo, leggerlo in questo modo anche chi non appartiene a questa terra, perché racconta qualcosa di particolare ma di universale. Almeno questa è la mia impressione. Sì, penso sì. Abbiamo proiettato anche, questo mese abbiamo proiettato anche in Canada, in Corea del Sud. Sì. Ho letto questa frase una volta di un medico portoghese che quando è morto avevano trovato 10.000 pagine di diario, bellissime, di questo uomo che faceva il medico condotto di paese. E una frase mi aveva colpito molto, diceva che il locale è l'universale senza i muri. No, l'universale è il locale senza i muri, scusa. Vabbè, ho sbagliato allora, niente. Ma era bella, detta da lui. Se vuoi la rifacciamo, tipo. Rifammi la domanda così ripartiamo. Però mi ha colpito sta roba, è vero. I muri li riconosciamo bene, anche tutti i dettagli, però se togli tutto quello comunque rimane, no? Se no sarebbe solo una storia locale, no? E invece probabilmente è qualcosa di trasversale, racconta qualcosa, uno stato d'animo, un essersi persi, non siamo solo noi che abbiamo bisogno di bere per sopravvivere, probabilmente siamo in tanti. Il Midwest americano. Il Midwest americano. Sì, purtroppo sì, ci assomiglia. Sì. Non sono mai stato però, quindi non so. Ci sono altre domande? Ho visto già una mezza mano alzata, così solo per capire. Allora è l'ultima domanda, così l'annuncio. O considerazione. O considerazione, esatto. Ecco, vedi, avevo preso giusto. Comunque sta cosa qua del locale e dell'universale, per come la vedo io, per come la penso io, il locale, no, ciò che avviene, il piccolo che avviene qui, vicino a me, è ciò che avviene nel mondo, no? Secondo me non c'è un momento storico più cogente, più stringente che questo che stiamo vivendo in questo esatto momento storico. Gaza è piccina così e ci sta dentro tutta la nostra umanità, se ancora la vogliamo riconoscere.